I carabinieri della compagnia di Sciacca e del Comando per la tutela agroalimentare di Messina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Sciacca, dottore Marrone, hanno eseguito su ordine del GIP del Tribunale di Sciacca, dottore Davico, un sequestro di beni per un valore complessivo di 90.000 euro tra denaro contante bloccato su un conto corrente e terreni agricoli fabbricati riconducibili a 2 nuclei familiari di Burgio e di Ribera. L'indagine nasce da complesse operazioni di verifica condotte a partire dal 2019 dal nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Sciacca e i colleghi del reparto Carabinieri della tutela agroalimentare di Messina. I primi accertamenti condotti con l'ausilio di mappe satellitari muovevano dalla conduzione di alcuni terreni facente parte del patrimonio dei nuclei familiari di Ribera e di Burgio, in relazione al cui sfruttamento per la produzione agricola erano stati elargiti a tale famiglie contributi da parte dell'AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per le campagne agricole a partire dal 2014. Allora, questa mattina i carabinieri della compagnia di Sciacca e i carabinieri del reparto tutela agroalimentare di Messina hanno proceduto al sequestro per 90.000 euro tra beni mobili, cioè denaro, e beni immobili corrispondenti a dei terreni agricoli e a dei fabbricati nei confronti di una donna che si era resa responsabile di una truffa aggravata, che indagata per essersi resa responsabile di una truffa aggravata per aver percepito illecitamente dei contributi AGEA, cioè ha presentato dei titoli in base ai quali faceva credere che le spettasse il contributo AGEA quando in realtà parte di quei titoli erano falsi, e addirittura in determinati casi sono relativi a terreni che erano stati già confiscati a dei suoi prossimi congiunti in opere di mafia. Il valore del danno? 90.000 euro relativo alle campagne agricole dal 2015 al 2020. Le indagini proseguiranno? Certo, proseguiranno per cercare di capire se ci sono eventuali ulteriori complicità e se questo tipo di truffa in danno dell'AGEA è stata operata anche da altri coltivatori. Ha presentato dei contratti di locazione con firma falsa, diciamo al nome e per conto di proprietari che in realtà, stando a quanto accertato fino alle indagini, erano a Lignano di tutto.